Ciao, Michaela. Ciao Lindsay, come stai? Abbracciami. È 2 anni che non ti vedo. Lo so, sto molto bene, ma che fai a Roma? Abiti a Roma adesso? Ho uno stage con il più famoso stilista del mondo, Giorgio Armani, i cui uffici sono a Roma. Complimenti, la moda di Italia è molto lussuosa e elegante. La moda è più tradizionale in America che in Italia. Naturalmente, vengo dalle sfilate di Armani con altri stilisti come Odette Christian, Ralph Lauren, Max Mara, Salvatore Ferragamo e Valentino. Guarda gli abiti firmati. Bella, Grazie. mi piace. Oh, bella. Grazie. Sì, mi piace molto. Mi piace molto anche. Che forte, mi piacciono i tuoi vestiti. Anch'io seguo la moda. Esamini la mia borsa. È fatta a mano. Davvero? Non eserciamo. Non credo che Giorgio approvi della tua selezione, ma a ciascuno il suo. Non fare la scema, mi vedo proprio bene. Mi dispiace. Le modelle per cui io lavoro si odiano. Lascia perdere. Che traffico. Lo so, è difficile muoversi a Roma. Che tipo di trasporto hai qui? Abbiamo la metropolitana, le motociclette, le macchine, l'autobus e molti motorini. Gli autisti di motorini sono pazzi. Perché non hanno una patente? Ce l'hanno, ma gli adolescenti possono guidare di motorini quando hanno 16 anni. Mamma mia! Quando anni devono avere per guidare l'auto? 18, ma ancora guidano come un matto. Che è il tuo metodo di trasporto quando vai al tuo stage? Uso la mia bicicletta, ma a volte salgo sull'autobus se piovere. Basta parlare di me. Perché sei in Italia? Sto studiando all'estate con l'università che si chiama Luis. Voglio diventare un avvocato. Ottimo. A proposito, la mia cugina è una professoressa lì. Insegna i corsi in scienze politiche. Ah, seriamente? Qual è il suo nome? Linda Lombardo. E la tua professoressa? Certo. Ella simpatica e molto intelligente. Lei è la migliore professoressa di scienze politiche del mondo. Le farò i complimenti da parte tua. Vuoi lavorare qui in Italia quando finirai i tuoi studi? Sì, spero di lavorare con una ditta come Fiat. Hanno un bisogno di avvocati anche. Allora, lavora sodo e diventa ricco sfondata. Devo andare adesso. Ho un'altra sfilata che ho bisogno di vedere. Fatti viva? Va bene. Ti telefonerò quando ho bisogno di vestiti per fare una bella figura. Che colpa. Sei sempre la solita alla moda. Basta, non mi importa. Non ti preoccupare. Ti aiuterò. Grazie. Ciao Michaela. Ciao, Lindsay.